Professore, ci dobbiamo aspettare un ulteriore peggioramento della situazione? Guardi, questo lo sapremo i prossimi giorni. Comunque già da quello che è successo nell'ultima settimana abbiamo visto che c'è un aumento importante dei casi di giorno in giorno. Certo, il lunedì e il martedì purtroppo non fanno testo perché di fatto riflettono quello che si è fatto durante il weekend, quindi per vedere il vero numero di casi e la dinamica bisogna aspettare mercoledì, giovedì e venerdì. È chiaro che le misure poi messe in atto avranno un effetto fra 2 settimane e quindi non è che adesso c'è stato DPCM e ci dobbiamo aspettare che domani immediatamente i casi diminuiscano, ecco, c'è questo fatto pure da tenere presente. Cosa si sarebbe potuto fare e cosa non si è fatto? Ma guardi, è difficile dare una risposta a questa domanda. Sicuramente, che dire, io ho le mie idee e penso che avremmo dovuto fare di più in potenziare la nostra capacità di fare sorveglianza attiva sul territorio. Perché questa è una battaglia che si vince sul territorio, impedendo e bloccando la trasmissione del virus, e poi si vince nell'università, creando soluzioni innovative. Ecco, al riguardo, lei è molto critico nella composizione del comitato scientifico. Io non sono stato critico nella composizione, io ho semplicemente detto che è sorprendente che il comitato scientifico non abbia il contributo del mondo accademico italiano. Tutto qua. Ritiene sufficienti le attuali misure del nuovo decreto? Nessuno può dirlo. Cioè io me lo auguro come se lo augurano tutti. Guardi, io penso che sia stato fatto in totale buona fede e con la volontà di dare un contributo a bloccare la trasmissione. Il problema è che non sappiamo se queste misure, che hanno poi l'obiettivo che è nelle aspettative della gente, cioè di farci convivere col virus, cioè cercare di avere una qualità della vita accettabile e allo stesso tempo avere un livello di trasmissione bassa. Diciamo, questo è l'obiettivo. Nessuno sa se queste misure basteranno o bisognerà inasprire determinati aspetti del distanziamento. Presidente, al via la 25esima edizione dell'Università Popolare. Sì, è stato un avvio molto proficuo e positivo. La cosa che mi ha colpito di più è proprio l'attesa delle persone che hanno fatto la coda per partecipare a questo primo incontro inaugurale. Questo è un bel segnale di speranza perché significa, ed è una conferma, che le persone vogliono continuare a vivere, vogliono superare questo periodo di relazioni rarefatte e vogliono partecipare alle iniziative pubbliche come questa. Qualche anticipazione sul programma? Noi avremo un approfondimento su come la pandemia ci ha cambiato. I primi appuntamenti, il primo mese di ottobre e gran parte di novembre sarà dedicato proprio alle cose che cambieranno nella nostra vita, nelle nostre relazioni, nel nostro lavoro, nei nostri affetti a seguito della pandemia. Poi abbiamo una serie di corsi, diciamo, fondamentali, storia dell'arte, filosofia, politica, attualità, che come tutti gli anni riproporremo anche quest'anno. Abbiamo un approfondimento scientifico sulle cose che riguardano le fake news scientifiche che ci stanno un po' facendo impazzire. Abbiamo uno sguardo di politica estera su quello che sta succedendo alla vigilia delle elezioni americane in America, abbiamo un punto di osservazione su quello che sta succedendo anche nel Medio Oriente, quindi lanceremo lo sguardo anche oltre i nostri confini, e poi ci sono una serie di appuntamenti di alleggerimento con lezioni concerto, con alcuni attori, alcuni cantanti che serviranno un po' anche a stemperare un po' il periodo che stiamo vivendo.